Allora, rieccoci qua. Passiamo di qua un attimo e dopo andiamo sul sindacato, perché il sindacato ha i dati caldi ed è in agitazione, per cui prima sentiamo un attimo Morosin, dopo ci spiegherà il discorso anche della consulta, ma entriamo in un altro capitolo. Come vede questa situazione, quindi di questi giovani, questa difficoltà, questo tema che trova delle soluzioni, ma secondo lei il governo sta risolvendo al meglio la questione? Ma io credo che sia di tutta evidenza, per quello che abbiamo già sentito e per quello che i telespettatori conoscono, che nel contesto italiano non ci sia alcuna prospettiva di serio cambiamento in tempi brevi per i nostri giovani come per l'economia in generale. Quindi questo provvedimento assolutamente no, è stato smentito, come si diceva prima. Quello che è l'aumento dei posti di lavoro, dell'occupazione, è stato smentito dalla dichiarazione del Ministro. Dopo 2 giorni l'Istat ha detto che è l'esatto contrario. Quindi è tempo di essere più seri, ci vuole più credibilità, e in Italia ormai non c'è nessuno che abbia questa qualità e questa caratteristica. Noi lo sappiamo, è un dato drammatico ma fin troppo noto, che se lei va a interrogare fuori dall'Università di Padova i neolaureati, 8 su 10 dichiarano di essere in procinto di andarsene all'estero, e questa tendenza non è stata invertita da nessuna misura che il governo ha adottato o è in procinto di adottare. In realtà è inutile voler incrementare i posti di lavoro se non ci sono i presupposti perché le imprese lavorino, e la prima 2 questioni che riguardano le imprese piccole, medie e grandi è quella della tassazione, che non consente loro di competere alla pari con le altre realtà che sono al di fuori dei confini d'Italia, e la burocrazia. Parliamo di cose risapute, ridette, ripetute continuamente, ma sulle quali non si è in grado di intervenire. Questo è uno Stato che cerca sempre nuova centralità, nuovo centralismo, perché ha bisogno di maggiori risorse. Nel momento in cui va a prendersi le risorse, evidentemente va ancora di più ad appesantire la vita delle aziende. Pensi che oggi un grande quotidiano, possiamo anche citarlo, il Corriere della Sera, introduce a un bel articolo grande, molto lungo, e parla di nuova patrimoniale. E dice: se le esperienze sono geniali come quelle del governo Monti, che è andato per esempio a tassare le barche, pensando di ottenere un gettito, le barche sono spostate dall'Italia alla Croazia e alla Slovenia ed è rimasto con un gettito inferiore. Oppure l'IVA sui veicoli di lusso cosiddetti. Se tu compri una macchina da 100.000 euro, c'è l'IVA 22%, sono 22.000 euro. Se tu tassi l'auto di lusso con 1.000 euro in più di bollo, sì, prendi un anno 1.000, anche l'anno dopo, ma ne hai persi 22.000 immediatamente. Questo vuol dire la cecità di chi vive fuori dalla realtà. Questo vale per le grandi questioni e per le piccole. L'IVA sui pellet, riscaldamento dei poveri, è una cosa di cui dovrebbe vergognarsi Renzi, vergognarsi, non venire a Venezia all'Expo a fare il ragazzino gioioso davanti a una realtà. Vada fuori dall'Expo e vedere la miseria di Marghera, le strutture abbandonate, le aree che sono inquinate e non sono risolvibili. Abbiamo un mondo che questi non conoscono. Si creano un paravento dietro, dico: guarda che bello che dietro di me è tutto roseo, è tutto luminoso, è tutto luccicante. Dietro c'è la disperazione, c'è la gente che suicida. Un terzo dei suicidi italiani sono veneti, dobbiamo dirlo sta cosa qua. Il giorno dopo che lei diventa, che glielo auguro, che diventa presidente della regione Veneto, sì. Primo provvedimento nei confronti dei giovani. Primo provvedimento nei confronti dei giovani, non serve fare nessun provvedimento. Quando siamo indipendenti ci teniamo tutte le tasse, guardi, mi creda, basta toglierci lo Stato. Il primo provvedimento è toglierci lo Stato. Una volta tolto lo Stato è evidente, sì, si avvia un processo di autodeterminazione che magari non tutti conoscono, ed è il motivo per cui siamo chiamati spesso. Ma il punto è questo, no, è importante questa domanda qua, e io non voglio rispondere in modo banale, sia chiaro né frettoloso, perché la risposta meriterebbe adeguate così predisposizioni all'avvicinamento del tema, quindi può apparire una provocazione, invece è una domanda intelligente che ha bisogno di risposte più ampie. Io dico che ci siamo tolti il fardello dello Stato, lo dicevo ai manager e ai grandi imprenditori che ho incontrato in confronto con gli altri candidati in questi giorni, voi avete e li ha colpiti. Voi avete, rispetto a tutti gli altri vostri colleghi fuori dall'Italia, oltre al rischio di impresa, che è il rischio tipico dell'imprenditore, avete un rischio che per gli altri è sconosciuto, è il rischio dello Stato. Uno Stato che, mentre tu hai programmato la produzione di un bene e di un servizio,
e quindi hai messo in moto tutta una serie di meccanismi, di investimenti, di risorse, di know-how, di personale, di conoscenze, di tutto quello che è l'attività dell'impresa. Lo Stato, nel mentre tu hai progettato questo e programmato, ti interviene con leggi che intralciano, ritardano, ti impediscono di arrivare alla produzione del bene e del servizio, con tassazioni che non avevi ipotizzato di avere, con una... è questo il meccanismo. No, ma dopo entriamo il problema è il rischio Stato. Qui dobbiamo toglierci di torno il rischio dello Stato, che è fallito. Quello che si diceva un attimo solo, Panto. Vi ho messi vicini, progetto Veneto Autonomo, Indipendenza Veneta, progetto Veneto Autonomo con la Moretti, sostiene la Moretti, quindi PD, Indipendenza Veneta si colloca, ci vedo la faccia di Morosi, no, bisogna spiegarla questa cosa, perché altrimenti la gente non ci capisce più niente. Quid Iuris. Ci dia le spiegazioni, dopo se faremo il giro sentiremo anche Morosi. Io ho avuto dell'esperienza indipendentista, sono e resto... diciamo un uomo dell'indipendentismo. Nel 2010 ho affrontato le elezioni regionali come candidato presidente e sono stato il primo che ha portato questo tema all'attenzione dei veneti. Semplicemente adesso ho fatto una scelta di tipo diverso, perché penso e credo che sia arrivato il momento di guardare avanti e di raccogliere quel consenso politico necessario per affrontare diversamente all'interno di un patto quello che è il destino dei veneti. La storia ci viene in aiuto. Se guardiamo quello che è successo nelle regioni vicine, abbiamo visto come, per esempio, i partiti autonomisti in Trentino negli anni 70, 80 e 90 siano alla fine confluiti per merito del loro percorso estremamente autonomista in contrasto con quello che era il potere dominante nella provincia di Trento della Democrazia Cristiana, siano alla fine stati confinati in un ghetto di isolazionismo politico. Quindi secondo lei questa è una strada che sì, potrebbe... poi successivamente, nel momento in cui il Partito Democratico è arrivato a governare in provincia di Trento, gli autonomisti attraverso un patto di lavoro sono stati in grado di acquisire degli assessorati importanti, fare dei consiglieri, addirittura giungere alla presidenza della provincia e quindi sfruttare appieno le risorse che questa provincia poteva avere disponibili. Le chiedo però, portato qua per fare chiarezza a chi ci ascolta e per rispondere a delle mail che ci arrivano. Allora, se, e dopo ovviamente sposato che prende le altre parti. Stessa che allora, se però, abbiamo finora detto, Lega, Tosi, eccetera, dicono gli esponenti che c'è un centralismo, e lo vediamo tutti, c'è un centralismo molto forte portato avanti da Renzi, poi sentiremo Bellati cosa ne pensa, Morosini, cioè, effettivamente si parla anche di riforma del titolo V della Costituzione, si parla di provvedimenti importanti che portano verso una forma di controllo centralizzato. Allora, solo le faccio perché in modo che lei possa spiegare. Poi abbiamo Indipendenza Veneta che propugna l'indipendenza, stacco totale, distacco, per quindi vie istituzionali pacifiche e tranquillissime, benissimo. La Lega propugna un certo tipo di cose. Come può un partito come il suo, con la matrice di cui ha parlato e che molti sono anche a conoscenza, unirsi a chi invece è la longa manus di un Renzi che è centralista e quindi una lista Moretti? Questo che non torna ai cittadini, perché è in genere un po' di confusione, è ovvio che possa essere, perché non vedono più, dice, ma cos'è un qualcosa che non... Come fa? È la stessa cosa che volevo chiedere anche io. Immaginavo. Per cui. Noi ci abbiamo parlato ieri, Renzi era a Bolzano e ha dichiarato in provincia di Bolzano: noi siamo favorevoli e vogliamo continuare a portare avanti l'identità e l'autonomia di questa provincia con ulteriori concessioni di altre specialità e di altre... Allora, noi siamo stati, cioè abbiamo contattato il Partito Democratico e abbiamo detto: ma perché non portiamo avanti un progetto di questo tipo anche in Veneto? Certo, prego. Ma non è un'illusione, perché non può farlo? Perché non poi ha appena bocciato in Parlamento? No, qui nessuno ha mai voluto portare avanti un progetto politico che si basi su un patto. Non si può imporre ad un'altra parte politica l'accoglimento di un percorso
Cioè dico, non è un modo per raccogliere voti sostanzialmente, per darvi la carotina e poi in realtà tiro su voti e poi faccio quello che voglio. Cioè potrebbe sembrare di primo acchito che l'atteggiamento del Partito Democratico fosse un atteggiamento di comodo, però in realtà noi abbiamo visto che laddove c'è stato un patto, laddove c'è stata una coda, laddove c'è stato un percorso, i movimenti autonomistici attraverso il Partito Democratico hanno trovato accoglimento, hanno trovato dialogo e governano. Ma il Parlamento parla per atti, però un partito parla per atti, cioè in Parlamento hanno bocciato qualsiasi ipotesi di indipendenza, autonomia, statuto, cioè qualsiasi il Partito Democratico. Cioè, non è che noi ci esprimiamo attraverso, ripeto, i tweet di Renzi, perché dopo va in Parlamento ed è là che un partito misura la propria volontà politica. E oggi il Partito Democratico ha detto ai veneti: tu ti devi scordare qualsiasi forma blanda dell'autonomia fino all'indipendenza, che è quello che io spero. In tutta Europa l'autonomismo e l'indipendentismo è sostanzialmente socialdemocratico e di centrosinistra. È solo in Veneto che c'è una condizione anomala in cui esiste un partito che aveva delle radici autonomiste aveva che sperato partivano, anche Comencini e adesso è tornato in scusa, Lega. e queste radici si sono via via posizionate e alla fine oggi non c'è nulla da fare. La Lega Nord in questo momento rappresenta un partito conservatore. Volevo chiedere all'interno del scusate, dopo perché devo sentire Bellati. Scusate, dopo lo facciamo parlare, che dopo Bellati e faccio finire il giro. No, volevo solamente, Panto, volevo solo chiedere per capire, quindi gli elementi di autonomia che rivendica in pratica il movimento di Morosin. Ma come? Chiedo su. L'indipendenza. È da 3 anni che ci lavoro, mi rovini tutto. No, ma posso. Allora, degli elementi di indipendenza, di autonomia, di indipendenza forse no, di autonomia, lei pensa di poterli attraverso questo movimento raggiungerli in un contesto del PD, questo? E in che cosa si differenzia allora con Morosin? Mi spieghi un po'. Allora, penso che sia sotto gli occhi di tutti. Sapevo che si arrivava a sta roba. Ma è solo... sono collocato per capire la differenza tra le due posizioni, perché io non la comprendo. Ma non posso parlare per loro, noi parliamo per noi del nuovo progetto politico che abbiamo portato avanti. La cessione di competenza da parte dello Stato centrale, se non c'è il completo e totale consenso sul territorio, deve essere avviato attraverso un patto ed una negoziazione che sia una strategia vincente da entrambe le parti, un win-win cosiddetto. Allora, premesso che, e questo l'abbiamo già detto prima, in tutta Europa i movimenti autonomistici o indipendentistici hanno trovato spazio all'interno di una socialdemocrazia, okay, di una sinistra moderna, okay, come quella con cui noi ci stiamo confrontando in questo momento, che non è più la sinistra di qualche anno fa. Penso e credo che tutti se ne siano accorti, d'accordo? Non è un segreto che in questo momento Renzi, come riformatore, abbia anche il consenso degli industriali. Qui dovremmo aprire una parentesi. Sberle e fiducia. Probabilmente molti lo pensano, Sberle e fiducia. perché sta portando avanti una serie di riforme istituzionali che sono poi quelle che serviranno, e lo spiegherò magari sul prossimo intervento, ma dopo ci torniamo su questo discorso. Creare sviluppo ed occupazione. Bellati, che può anche, che conosce bene tutte le varie tematiche, quindi può anche abbiamo toccato talmente tanti punti che dovremmo cercare di sviluppare. Il tema dell'autonomia, il tema dell'indipendenza. C'è innanzitutto però un punto qui, che tutti coloro che sono presenti non sono contro l'autonomia, non sono contro forme di decentramento, forme di sussidiarietà. Arriva anche per risolvere i problemi, perché attenzione, tutto non è per ideologia partito. E addirittura l'indipendenza veneta che propende per cercare di avere l'indipendenza e quindi il relativo referendum, come è stato peraltro fatto in Scozia, non sulla Luna. Quindi all'interno della nostra Europa. Andiamo un attimo sul tema del lavoro, perché dopo quello mi trascina anche dalle altre parti. Sul tema del lavoro, lo dicevate voi poco fa, il problema vero è un'incompetenza dello Stato italiano a risolvere i problemi, e vi prego che questo non è un problema di colore politico, è un problema tecnico
abbiamo degli incompetenti che stanno distruggendo il paese nel suo complesso. E questo è la dimostrazione dell'impotenza dei politici ed in particolare degli ultimi 3 governi che si sono distinti per essere dei governi tecnici, dove di tecnico c'era solamente il fatto che hanno perso una caratteristica politica e si sono messi nelle mani dei dirigenti tecnici dei ministeri che hanno portato al disastro di questi ultimi 4 anni, con delle colpe ovviamente poi di un colore di partito che ha sostenuto questi governi tecnici in questi ultimi anni, ma che ha portato a un disastro. E il disastro qual è che è? Che l'unica soluzione che noi avevamo in mano, soprattutto quando è arrivato il governo Monti, era quella di abbassare le tasse. Se vi ricordate, l'Irlanda era nella nostra stessa situazione. Cosa fece l'Irlanda? L'Irlanda tagliò le tasse a costo di andare a colpire i propri ministeri, sicuramente un paese più piccolo, quindi più facile da gestire. Quindi questo ti fa pensare che i paesi più piccoli siano di più facile gestione. Bene, l'Irlanda tagliò le tasse, oggi l'Irlanda in 4 anni è fuori completamente del tunnel. Tutti i paesi che come il nostro hanno aumentato le tasse, e qui arriviamo al punto del lavoro, sono nella distruzione più totale del sistema impresa, del sistema lavoro e quant'altro. Ma perché questo? Perché la pubblica amministrazione del paese Italia costa più del 51%, cioè l'azienda più grossa che noi abbiamo. Costa più del 51%. Cosa ti dà come servizi? Lì basta che il cittadino decida, i cittadini sanno cosa danno come servizi. Cosa avevamo proposto anche con studi approfonditi fatti dal sistema delle Camere di Commercio del Veneto, dal Politecnico di Torino, Università di Milano? Avevamo proposto di prendere degli esempi illustri, come per esempio il Veneto, dove tu hai un costo della pubblica amministrazione che è mediamente più basso, applicare dei parametri veneti di pubblica amministrazione, costo medio dei dipendenti, numero medio di dipendenti ogni 1000 abitanti, costi fissi che abbiamo noi in Veneto, applicarli al resto del paese e tu avresti avuto un risparmio annuale di 30 miliardi di euro l'anno. Invece di fare questo, che era poi quello che si voleva con il federalismo fiscale, con i costi appunto non più storici ma standard, casomai spieghiamo che cosa questo vuol dire, si è detto andiamo avanti, accentriamo tutto con colpe inaudite degli attuali ultimi governi che hanno accentrato tutto e stanno cercando di accentrare tutto e che quindi che stridono con quello che la gente qui vuole, a cominciare da quelli del PD locale, perché con questo sistema stanno deresponsabilizzando gli enti qualsiasi. Io in questo momento devo fare un paragone, per esempio, fra quello che è Venezia e il Veneto. Anche Venezia è nella situazione che dovrebbe assomigliare al resto del Veneto. Noi, se assomigliassimo come Venezia, come amministrazione del Comune di Venezia, devastato in questi ultimi 30 anni, noi avremmo un risparmio medio di almeno il 30% dei costi attuali delle spese fisse del nostro comune. Quindi, perché sta facendo un programma politico molto ampio. Sto cercando di fare una difficile sintesi fra il problema di un'imposizione fiscale che non verrà mai tagliata fino a quando noi avremo una pubblica amministrazione italiana con burocrati a livello romano che invece di aiutarci ad imitare i migliori del paese, cioè fare i confronti con i migliori ed imitare in questo caso la pubblica amministrazione veneta, continueranno invece ad avvantaggiare gli spreconi, le amministrazioni che buttano via il denaro, perché questo ha una conseguenza relativa veloce. Quando lo porta su Venezia, come perché Venezia anche si spreca. Adesso un attimino, no? Se tu non tagli quindi questi costi, tu alla fine le tasse le mantieni alte. Se tu le tasse le mantieni alte, anche se mi porti il Jobs Act, che le vuole difendere, il Jobs Act di per sé non è, diciamo, negativo, ma è il contesto che è negativo, perché tu hai le tasse che non vanno giù. Se le tasse non vanno giù, le imprese vanno via, non rimangono, oppure chiudono. E questo è il problema. Allora, nel piccolo di Venezia, noi abbiamo una pubblica amministrazione del Comune di Venezia, noi abbiamo una pubblica amministrazione che non è come quella dei comuni veneti. Se voi guardate il costo medio dei dipendenti del Comune di Venezia è del 20% in più di quello dei comuni veneti, per colpa di un numero eccessivo di dirigenti. Quindi l'esempio dell'Italia è il contrario, come sapete esatto, l'Italia è il contrario. Allora si tratterebbe di prendere in questo paese d'esempio le pubbliche amministrazioni migliori e di imitarle, perché se no altrimenti dobbiamo chiedere, visto che il Premier Renzi va a Bolzano e fa questa bella battuta,
battuta, Bolzano di qua di là, dimenticandosi che una settimana prima in una trasmissione televisiva hanno brutalmente attaccato, soprattutto il presidente della Toscana, che è un chiaro colore politico, le province di Trento e di Bolzano. Erano presenti anche. Obbligando il presidente della provincia di Bolzano a dire: noi non negoziamo su queste richieste di riduzione di nostra autonomia, perché per fortuna la nostra autonomia è collegata con la Costituzione austriaca, arrivando a questi livelli, quindi un attacco brutale all'autonomia di Bolzano. E quindi a un certo punto, scusatemi, vogliamo non andare verso le autonomie, siamo chiari, diciamolo con chiarezza, perché sennò altrimenti ha ragione Morosin che c'è l'unica strada è quella dell'indipendenza. Sempre ho ragione. Allora, pubblicità, dopo torniamo insieme, darò la parola prima alla stoppata e poi anche a CGIL, torniamo tra poco.